Secondo me qualcuno di voi l'avrà già riconosciuto, è il Castello del Cataio. Ben trovati a tutti i nostri amici telespettatori, anche oggi protagonista è la provincia di Padova per un'escursione molto particolare direttamente sui Colli Euganei. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Ciclovia Anello dei Colli Euganei, di questo vogliamo parlare in questa puntata di Viaggiando e Viaggiando. Sapete, noi siamo sempre alla ricerca di itinerari, di luoghi, con un gruppo di amici. Qui intanto presento Diego Gallo, guida naturalistica e ambientale, che un po' ci introduce l'escursione che andremo a fare oggi. Innanzitutto grazie Diego e grazie a tutti gli amici della bicicletta che presenteremo nel corso di questa puntata. Sì, come dicevi, la ciclovia Anello dei Colli Euganei è un percorso turistico che abbraccia il Parco Regionale dei Colli Euganei lungo 63 km e questo si svolge principalmente su piste ciclabili realizzate dalla provincia di Padova con la collaborazione della Cassa di risparmio di Padova e di Rovigo e con il contributo del parco e dei comuni. Ecco. È un percorso turistico che va a toccare numerose emergenze, alcune città murate come Este e Monselice, alcuni borghi suggestivi come Vovecchio e poi una serie di emergenze storico-architettoniche piuttosto che eccellenze naturalistiche, ville venete. Dietro di noi abbiamo il castello del Cataio, sotto di noi c'è la botte del Pigozzo, che è un manufatto idraulico veneziano realizzato ormai circa 550 anni fa. E quindi è un percorso davvero che non teme confronti con altre escursioni cicloturistiche famose come la Dobbiaco Lienz piuttosto che la Peschiera Mantova. Ecco, è un percorso che è stato inaugurato recentemente e la Regione Veneto ha scelto questo percorso come uno dei percorsi d'eccellenza del territorio regionale. E non a caso questo è completamente attrezzato con segnaletica regionale ed è caratterizzato da questo logo che è E2 e lungo tutto il percorso quindi avremo questi cartelli che ci guidano e ci orientano. Ecco, poi l'azienda Turismo Padova Terme Euganei con la collaborazione della provincia dà la possibilità anche al turista, altri strumenti di promozione, altre guide. Ecco. In mano ho per esempio uno strumento che è Padova e provincia in bicicletta, percorsi di escursioni ciclabili dove all'interno c'è anche l'anello dei Colli Euganei e ci sono altre proposte appunto, per passare una vacanza, per passare delle belle giornate in bicicletta, oppure da questa bellissima scheda che è appunto l'anello dei Colli Euganei dove troviamo tutto il nostro percorso, una sintetica descrizione delle cose che andremo a vedere e gli importanti riferimenti, diciamo, di informazioni per non perdersi e per viaggiare sulla giusta strada. Allora, come premessa e come introduzione è stata meravigliosa, adesso a questo punto direi di iniziare la nostra escursione. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia, con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, 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 pedalare. Con la sua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola, vola, vola
sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta. Vola, 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 sulla bicicletta. Vola sopra il traffico. Diego, in questo momento noi ci troviamo a pochi passi, praticamente siamo a Montegrotto, uno dei punti più importanti per quanto riguarda il turismo padovano, eccellenza per quanto riguarda il turismo termale. Qual è il connubio fra ciclismo e turismo termale? Diciamo che il cicloturismo è un'opportunità anche per Abano e Montegrotto, ecco, che sono la più grande bacino termale d'Europa, come dicevi tu, proprio un'eccellenza del nostro territorio per quanto riguarda il turismo padovano. Ecco, la ciclovia Anello dei Colli Euganei è un'opportunità anche per i turisti che vengono a farsi le terme, perché al mattino beneficiano delle cure termali e delle cure del benessere, salute e benessere, e al pomeriggio c'è un'opportunità, grazie alla bici, per scoprire il territorio. E proprio la ciclovia dei Colli Euganei si presta benissimo per questa aspettativa che ha il turista che viene ad Abano e Montegrotto, perché sempre più il turista chiede di poter usare la bicicletta. Il cicloturismo infatti è un segmento di mercato che è in forte espansione. E noi in particolare per Abano e Montegrotto si sposa bene, diciamo, quel turista che non cerca tanto lo sport, ma cerca appunto di utilizzare la bicicletta o per godere di una bella giornata di sole, piuttosto che di semplicemente uno strumento per conoscere il territorio. Ecco. Questo è uno strumento meraviglioso, anche perché, come hai detto tu anche in presentazione, ogni metro che fai in bicicletta scopri degli angoli di storia, di natura che sono veramente meravigliosi. Sì, a differenza dell'automobile non hai una scatola che ti fascia la testa, ma sopra di te non hai altro che il cielo e le nuvole, insomma, ecco. E quindi adesso a Padova con la ciclovia dei Colli Euganei si può organizzare un weekend in bicicletta piuttosto che una escursione giornaliera, ma unendo, diciamo, le vicine destinazioni turistiche si può pensare anche a fare dei veri e propri viaggi in bicicletta. Vicino a noi c'è Padova, ma a 60 km c'è Venezia con la Riviera del Brenta, da Battaglia Terme si può raggiungere velocemente Chioggia, a sud ci sono le città murate, est Montagnana, verso nord lungo il Bacchiglione si arriva a Vicenza, e perché no Verona, perché no Lago di Garda, e poi via sull'Adige andiamo. Intere vacanze fatte. Ci sono dei pacchetti fatti apposta per questo tipo di turismo? Eh sì, proprio. Allora ci sono operatori specializzati che propongono la vacanza in bicicletta, ma nelle stesse, qui ad Abano e Montegrotto c'è un club di prodotto, ci sono appunto degli alberghi che propongono ai loro clienti proprio una vacanza all'insegna dello sport e del benessere, e quindi questo gruppo si chiama Terme Sport. Ecco. Che propongono anche delle strutture idonee, anche con delle piccole officine che questi alberghi devono naturalmente offrire ai clienti per la manutenzione ordinaria alla fine della giornata in bicicletta. Sì, non è necessario creare proprio delle officine all'interno dell'hotel. Il turista che va in bicicletta è un turista come tutti gli altri turisti. L'importante è la cura del corpo, dell'alimentazione, l'accoglienza, l'attenzione ai tempi. Poi la bici basta che sia protetta in un luogo sicuro e che ci sia la possibilità di asciugarla, di lavarla, insomma di curarla un po'. Ma ripeto, il cicloturista che usa la bici è un turista come tutti gli altri, solo che sceglie un mezzo di locomozione diverso dalle altre. La bicicletta sta diventando sempre più un mezzo di locomozione amato, è un po' il mezzo di locomozione del futuro, ecco, e quindi viva la bicicletta. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta, sentendoti vicino. Da che parte adesso siamo? Dove il futuro è nato stamattina. Prima freno, poi discendo. Scusami se ti sto abbracciando. Diego, possiamo dire che forse questo è uno dei modi per vivere la natura nella maniera più diretta? Sì, certo, perché la bici è un mezzo di locomozione ecologico, non dà nessun impatto per l'ambiente, e il turista che usa la bici
può apprezzare meglio la natura, i profumi, gli odori, i suoni, quindi certamente è un mezzo per vivere il turismo naturalistico. Presentiamo un attimo gli amici che ci stanno proponendo assieme a te questo tipo di vacanze e di escursione. Voi siete gli amici della bicicletta, giusto? Sì, io sono Luigina. Poi ancora? Luigino. Io sono Volker. Massimo. Luciano. Allora, innanzitutto parliamo un attimo voi siete un'associazione, giusto? Che proponete, che fate della bicicletta un vostro stile di vita. Esattamente, uno stile di vita non solamente urbano ed extraurbano, insomma, in modo tale da vivere a contatto con la natura ma anche a vivere a contatto con la città, perché mentre all'esterno abbiamo la natura, all'interno abbiamo la parte monumentale, la parte storica, quindi abbiamo un po' di tutto, insomma, da vedere. Finalmente anche in Italia però sempre di più si riscopre la bicicletta. Sì, perché è bello perché uno riesce a dominare maggiormente il territorio. Difatti io sostengo sempre che alla fine di una giornata, alla fine di un giro, bisogna avere ricordi ed emozioni. I chilometri li lasciamo agli altri, però uno che apprezza la natura, che apprezza il territorio, deve tornare a casa ricco di queste due cose qui, insomma, che ritengono sia essenziali per vivere anche a contatto non solo con la natura ma a contatto con gli altri. Io però vedo che voi siete anche ipertecnologici, vedo una bicicletta qui piena di strumenti, vogliamo raccontare ai nostri spettatori di cosa si tratta? Questo è il normale contachilometro, invece questo che vediamo qua è un navigatore satellitare che effettivamente su questo giro sarebbe un po' esagerato. Questo serve in particolare se uno va in territori dove non conosce bene i dettagli e dove uno vuole prepararsi il percorso prima. L'uso è diverso del navigatore della macchina, nel senso che si prepara il giro prima a computer, poi si carica sul navigatore e poi si esegue solo quello che si è precaricato. Per esempio questa bici ci ha portato un gruppo di amici qua di Padova via Parigi a Londra, 1900 km, tutto preparato sul computer prima e poi eseguito con il navigatore. Lui è uno specialista, però vogliamo ricordare, come abbiamo detto all'inizio, che questo vogliono essere dei percorsi, vuole essere un tipo di proposta per tutti quanti, per la famiglia, per le persone giovani, per le persone anziane, quindi sia per gli appassionati che fanno 1900 km, quindi una proposta veramente molto interessante, ma anche per le persone che non hanno mai fatto questo sport, magari che vogliono per la prima volta o per le prime volte avvicinarsi. Come hanno detto, qui siamo nella zona delle terme, magari fare una bellissima la mattina dei trattamenti termali e poi magari pomeriggio fare una bella escursione. Voi tra l'altro come amici della bicicletta organizzate proprio delle escursioni? Le organizziamo ogni domenica, alle volte all'inizio della stagione qui vicino nei colli, tutto quanto. Poi mano a mano che la stagione avanza, il bel tempo avanza, le proponiamo anche fuori. Ora abbiamo auto più bici perché ci spostiamo nel territorio, ad esempio possiamo spostarci nelle zone a 20-30 km da qui, anche perché un percorso turistico non può essere fatto più di 40-50 km al giorno. Diciamo che una persona normale può fare 40-50 km al giorno e in piano non ha problemi. Io sostengo sempre che una persona che è in grado di fare una camminata di un'ora senza problemi può fare 50 km al giorno tranquillamente in bicicletta in piano. Avrà problemi un po' della sella, ma poi quella passa, insomma. Quella passa. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti per proseguire la nostra escursione. Vi aspetto. Vola, vola, vola sulla bicicletta, vola sopra il traffico, vola sullo stress, vola sull'asfalto, sul serrato, sul pavè, fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente, non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Come vi ricordo siamo alla scoperta di Padova, della provincia di Padova, siamo precisamente sui Colli Euganei. Qui a fianco a me Diego Gallo, guida naturalistica ambientale. Vogliamo ricordare cosa stiamo percorrendo a tutti i nostri amici telespettatori? Sì, siamo lungo la ciclovia Anello dei Colli Euganei, un percorso cicloturistico che gira attorno ai colli valorizzando antiche vie d'acqua e nuove piste ciclabili. Qui un punto particolare dal punto di vista proprio ambientale. Sì, ci troviamo ai piedi del Monte Lonzina. Il Monte Lonzina è uno dei 100 colli che costituiscono questo meraviglioso parco. Il Parco regionale dei Colli Euganei è uno dei 6 parchi della regione Veneto, ha la caratteristica di essere un parco di collina e queste colline sono diverse dalle colline del Veneto e diverse anche dalle colline italiane. Ecco, le peculiarità di questi luoghi sono legate alla storia geologica alla storia geologica che ha dato vita a questo ambiente così particolare. Il Parco dei Colli Euganei si basa, diciamo, su tre punti forti. Uno è proprio la natura, l'eccellenza naturalistica. Qui abbiamo circa 1700 specie vegetali, questo vuol dire che un sesto della flora italiana lo possiamo ammirare in quest'area così ristretta, nel cuore della pianura padana. Poi c'è un'eccellenza geologica, la storia geologica di questi luoghi è significativa e bisogna comprendere la geologia dei colli per capire anche le eccellenze naturalistiche di questi luoghi. Allora, semplificando molto, insomma, diciamo che i Colli Euganei sono nati 35 milioni di anni fa in un ambiente marino. Ecco, in quel periodo si sono aperte, diciamo, delle fessure sulla crosta terrestre ed è fuoriuscito del magma. I Colli Euganei non sono dei vulcani, però si sono originati da materiale vulcanico, cioè magma appunto, che si è raffreddato velocemente in ambiente marino, insomma, o subito sotto la crosta terrestre, ed essendo un materiale denso, questo ha fatto sì che ha sollevato le colline. Allora ci sono 3 tipi di colline sui Colli Euganei. Ci sono i lacoliti, che sono dei monti arancia, li chiami così, cioè il magma che si è incastrato fra le rocce sedimentarie che costituivano il fondo di questo antico mare, l'ha gonfiato senza però venire alla luce. Quindi abbiamo queste colline dai profili dolci, poco pendenti, dove troviamo roccia sedimentaria in superficie e invece nel cuore troviamo roccia vulcanica. Altre colline invece sono lacoliti di eruzione, quindi il magma gonfia, spezza le rocce e viene in superficie. Troviamo queste colline che hanno un profilo molto caratteristico, piramidale, dove c'è la cima del colle che è di roccia vulcanica, la base invece di roccia calcarea. E infine abbiamo altre colline che sono i duomi o corpi discordanti, dove il magma fuoriesce dai camini di emissione e si deposita lì dove è fuoriuscito. E sono le colline di Abro, Montegrotto, insomma, ecco, hanno questa origine. E allora queste piccole colline dai profili molto ripidi, dalla roccia scura, costituiscono un ambiente particolare nel contesto della pianura padana, perché da nel versante meridionale esposto a sud, c'è molto calore, molto irraggiamento, quindi troviamo una flora tipicamente mediterranea. Per la stessa ragione, perché appunto la pendenza, le rocce, ma per la ragione che c'è meno irraggiamento, meno calore, meno energia, nei versanti settentrionali invece si formano condizioni ecologiche più simili all'ambiente prealpino o alpino. E allora da noi, per esempio sui Colli Euganei, il faggio, che è l'albero delle prealpi, ecco, lo troviamo anche a quota zero a livello del mare. Quindi questa è la ricchezza naturalistica dei colli. A tutte queste belle cose poi dobbiamo aggiungere anche le eccellenze storico-artistiche. Ma qui ti fermo perché adesso ci andiamo a un'altra meta, un'altra tappa per vedere quelle che sono le bellezze storiche che offrono queste zone e vi diamo solo un'anticipazione dell'Abbazia di Pratia. Innamorati da 100 ali coccolati in bicicletta. Dico, si farà anche magari un pelino di fatica, ma poi quando si trova uno scenario così bello viene ripagata assolutamente tutto. Poi mi spiace che in televisione non si riescano ancora a sentire i profumi e gli odori che si possono fare in un'escursione come stiamo facendo noi oggi. Sì, però la fatica è un ingrediente importante per il ricordo, perché senza fatica poi il ricordo passa veloce, allora no, va bene, la bicicletta ti aiuta anche per questo. Adesso siamo in un angolo inedito dei colli, nel senso che Praglia è riconosciuto come eccellenza, come meta importante del territorio dei Colli Euganei, però presa da dietro, cioè vista così
lungo questo antico percorso è un'occasione che la bicicletta e questo percorso ci offre. Sì, perché anche la pista ciclabile, il percorso cicloturistico Ciclovia Anello dei Colli Euganei passa vicino a molte emergenze storiche, quindi consente di apprezzare tutte le testimonianze storico-artistiche che ci sono in questo territorio così ricco. Si passa vicino agli scavi romani di Montegrotto, di Este, al lago della Costa dove c'erano i villaggi palafitticoli dei Veneti antichi. Poi numerose sono le testimonianze medievali, le città murate di Este, di Monselice, il castello di Valbona, il castello di Cervarese, che sono piccole fortificazioni rimaste intatte così come i carraresi le avevano volute e costruite nel 1300. Ecco, poi il Rinascimento sui colli ci ha lasciato delle testimonianze importantissime. L'abbazia di Praglia, per esempio, è un esempio eccezionale come dal punto di vista anche architettonico, non solo per la storia religiosa e monastica. E poi abbiamo le ville venete, sono decine, tra cui alcune sono particolarmente significative, come la Villa dei Vescovi che troviamo qui vicino a Luvigliano. Ecco, non solo l'architettura, ma la storia si coniuga anche con la letteratura. Colli Euganei vuol dire Arquà vuol dire Petrarca, ma su queste strade probabilmente sono passati anche quei rampolli che nel 700-800 facevano il Grand Tour e che hanno lasciato testimonianze scritte notevoli in questi famosi diari dove tutti i turisti apprezzavano questo paesaggio così poetico, così incantevole, che è il paesaggio rurale, il paesaggio agricolo che ancora adesso i nostri agricoltori continuano a tenere pulito e allo stesso tempo producono prodotti di eccellenza come i vini dei Colli Euganei, il moscato di OCG, il serprino e i famosi vini rossi, insomma. Quindi un tour assolutamente che non si può non fare. Imperdibile. Ma dove vai? Bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Le gambe snelle, dormite belle, ma hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai? Con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore. Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Ed ecco altra tappa, ormai siamo arrivati alle battute finali di questa escursione. Diego, se mi raggiunge per fare un po' la chiusura. Nell'attesa che Diego mi raggiunga, però vorrei parlare un attimo anche con Massimo Cecchinato, presidente degli Amici della Bicicletta di Padova. Parliamo un attimo delle finalità della vostra associazione. La nostra associazione, lo dimostra il fatto che siamo qui, è lo sviluppo dell'uso della bicicletta a tutti i livelli anche, cioè non solo il cicloturismo come in questa occasione, ma anche lavoriamo molto anche sull'educazione stradale per i bambini delle elementari, delle medie e da quest'anno anche della scuola materna, perché crediamo appunto che non si può insegnare tanto ai grandi, bisogna partire dai piccoli, quindi sperando che quando arrivano a essere grandi loro si vedano delle belle cose della gente in bicicletta, non quello che si vede adesso per le strade. Ecco, queste sono le nostre finalità più grosse, quindi cicloturismo e educazione all'uso della bicicletta. Per mettersi in contatto con voi, come possono fare i nostri amici? Allora, noi siamo un'associazione di volontari e abbiamo una piccola sede che ci è messa a disposizione dal Comune, che è in via dei Colli 108, e ci raduniamo tutti i mercoledì sera dalle 21 alle 23. E chi vuole contattarci può chiamare al numero 338 40 16 629 e poi chiedere informazioni. In più abbiamo anche il sito www.amicidelabicicletta.pd.it, in cui ci sono tutte le notizie, in cui vengono riportate tutte le biciclettate dei prossimi 20 giorni, un mese, vengono sviluppate le biciclettate che voi proponete di domenica in domenica. Benissimo. Diego, siamo alle battute finali, vogliamo dare qualche suggerimento ai nostri telespettatori? Abbiamo detto dei percorsi che si possono fare per tutte le età, per tutti i livelli, per vivere la natura a 360 gradi, ma non solo la natura. Sì, quale proposta migliore della ciclovia Anello di Colli Euganei? Anche questo scorcio è inedito e quindi questo percorso consente di
scoprire di volta in volta angoli e ricchezze di questo territorio, che si presta ad ogni 10 km, si presta con scenari del tutto inediti. Questo in particolar modo è il panorama del versante nord dei colli. Noi ci salutiamo, ma abbiamo ancora da fare circa 45 km prima di chiudere l'anello. Ci aspettano tutte le sorprese del versante orientale e le bellezze della parte. Lasciamoci con una promessa, questa volta io vi ho seguiti un po', cosa si può dire, con delle tappe in macchina, la prossima volta ci muniamo di bicicletta, casco, organizziamo per il nostro Davide Segalini un mezzo per poter trasportare tutta l'attrezzatura e facciamo assieme proprio una parte del percorso e magari una parte inedita per fare proprio vedere ai nostri telespettatori altri angoli nascosti di questo territorio meraviglioso. Io l'ho sempre detto, lo voglio sempre ricordare. Io la prima volta ignorantemente che sono venuto sui colli ero un po' titubante per cosa avrei potuto fare. Poi sono arrivato qui e ho scoperto veramente un angolo meraviglioso della nostra regione che offre veramente tantissimo e invito veramente a venire a visitare. Grazie a tutti gli amici della bicicletta, grazie al Presidente, grazie Diego. Allora alla prossima, un arrivederci, a prestissimo. Io ringrazio tutti quanti voi amici telespettatori, grazie per averci seguiti. Purtroppo il tempo come di consueto è tiranno, oggi abbiamo anche sforato, quindi vi do subito l'appuntamento fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiare. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore, le gambe snelle, tornite belle, ma hanno già messo la passione dentro al cuore.